fare una diretta del saltatrucco? Mamma, perché il vostro come favore? Che se sta buono? Aspetta, piange l'occhio. Ti piace l'occhio? Che tu fai il culo? Che stai a fare? Sì. Hai detto che avete scongiurato. Sara, per piacere. Ciao a tu! Benvenuti in questo... Una cretina. Sembra una cretina perché sa fare le telecamere, non è abituata ancora. No, a parlare no, a fare... Istrusato sì. No. È da parecchio che non faccio vlog, non faccio cose del genere. Sara mi sente a disagio che si gioca di me così. Infatti io ti dicevo questa sedia alta, non mi trovo nemmeno Non lì. pare, grazie, andiamo. Non c'è un modo per Mi sento proprio abbassare. Non mi trovo proprio, mi sento un po' scesso. Vai, vai. È da parecchio che non facevamo un vlog, non facevo un vlog, non parlavano poche cose. Poi molte persone me l'hanno chiesto e quindi Ok. ho deciso di fare un vlog. Assegno proroga. Di cosa parla questo vlog? Come ho conosciuto la russa. Buonanima, adesso sono nera, quindi non capisci Ah, russa. Sara, diciamo Sara, diciamo, come l'ho conosciuta? L'ho conosciuta, io stavo camminando con l'auto, ero in mezzo a una terra. Ma non cagava, mi stai a raccontare. Sì, domani. Volevo parlare italiano, ce l'hanno. Comunque, lasciando a parte la sua risata che fa il freno a mano, dovevo girare un videoclip musicale di una canzone che feci molto tempo, un anno fa più o meno, Là, quasi un anno. quasi un anno fa. Vabbè, posso parlare io? Prego. Perché tu sei troppo muscio, sei Vai. noioso. Doveva girare questo videoclip e cercava la ragazza immagine. Io mi sono proposta come te lo stato che lui fece. E lui, siccome rimase scolpito dalla mia bellezza, siamo sentiti in privato, scambiamo i numeri perché dovevamo organizzarci per quanto riguarda questo video e poi alla fine non mi ha scelta. Non l'ho scelta perché Perché è un cretino! perché era brutta, era brutta proprio. No, non mi ha scelto come ragazza immagine, ma mi ha scelto come brinzola. Ecco, come prendo non l'ho scelto perché comunque già da prima No, giorno Carmine, però dici la verità, inizialmente com'ero? brutto. No, inizialmente scemo. Com'ero? Allora l'ho conosciuto quando ci ha restringiuto a me la gente piacere. Carmine era una ragazza Fine. Per bene. per bene. Ah, Sì, vabbè. ecco. Era una ragazza bella, tutti si parlava italiano. Capelli Poi lunghi. dopo ovviamente uno si conosce, si fa zesi, lì, un'amicizia, quindi e ovviamente è nata proprio, non è che è nata, è uscita fuori la prensola che c'è in lei. E quindi lei è una prensola di video e di fatto. Non è vero, Carmine. Abbiamo conosciuto così tramite questo videoclip che dovevamo Sì, ci fare. incontravamo. Lei guardava comunque i miei video. Era una fan Era sfegatata una fan Carolina. sfagatata Di Carolina. di Carolina e quindi si è trovata in mezzo a noi e non so mai messo. Almeno lei lo sa. Pensammo di fare la fidanzata di Sciuzzo. La fidanzata di Sciuzzo, perché è una cosa che molte persone hanno chiesto ma perché Carmine non fai un video della fidanzata di Ciruzzo oppure che la ignora, tutti si fatti così. Una gnora, una nuora, una ragazza, una suocera. Una suocera. E quindi niente, lei ci stava, nel senso che era d'accordo, voleva fare questa cosa. Sì. Io non sapevo ancora la sua penzolaggine al 100%. Poi è rimasto stupidito, quando abbiamo fatto il effetti speciali. Quando abbiamo fatto il primo video Ciruzzo, la fidanzata di Ciruzzo, quando abbiamo fatto il primo video della fidanzata di Ciruzzo, si è proprio, diciamo, data la pazza gioia. Ma è ovvio, io seguendo Carolina sapevo come mi dovevo comportare, no? E io non mi avete problema, dice la verità, Subito. sapete fare tutte cose, tutto per bene, Senza ripetere le cose, una volta le ripetute, però non No, perché mi viene da ridere quando mi a Carolina da vicino, ovviamente. Così ci siamo conosciuti, così è iniziato questo percorso che lei è diventata la fidanzata di Ciruzzo, che poi non è la fidanzata veramente. Ecco, diciamola questa cosa è la perché... fidanzata di Ciruzzo nei video, ma non nella realtà. Perché comunque mi capita ancora oggi che quando mi vedono per strada oppure su Facebook mi chiedono ma sei veramente la fidanzata di Ciruzzo, di Lucarina? E quindi abbiamo specificato questa cosa che comunque non è la fidanzata di Ciruzzo, in modo che non si metta un pensiero e basta. Se non volete posteggiare lo potete posteggiare. Con questo video possiamo dire che è possibile che, diciamo, tra virgolette, una fan
possa trovarsi in mezzo a una situazione che magari su sopra, come è capitato a lei, Sì. perché comunque non è che è parente, ma appartiene, ma è cugino e quindi ha fatto i video con me. Mo dato che si trova in mezzo a noi, quello che facciamo noi fa anche lei. Noi facciamo anche spettacoli comici e quindi pian piano la stiamo inserendo, perché comunque abbiamo uno spettacolo che è Killer, si può modificare ma non del tutto subito, quindi pian piano modifichiamo un pezzetto alla volta e quindi stiamo inserendo anche lei quindi spettacolo nuovo, in tutto comunque è andata a far parte del mondo di Carolina. Questa è la cosa. Ragazzi, questo video termina qui perché lui a me ha mangiato. Termina un po' e fam. Allora, quindi se volete seguirci anche, magari ci stanno persone che ci seguono solo su YouTube, quindi seguite lei che su Facebook si chiama Sara Ciccarelli e non Ciaccarella, che Ciaccarella è nata così, lei si chiama Sara Ciccarelli. La seguite sul suo profilo, se volete. Lui si chiama Carmine Migliaccio, perché tu hai detto io Carmine Migliaccio e vabbè, non Migliaccio è dolce ma Migliaccio. Vabbè, comunque trovate la pagina su Facebook che forse già sapete, già c'è state, va bene. E poi il mio profilo, mi potete seguire un po' un profilo che magari metti giù cose mi potete fare pochi cazzi semplicemente, questa è la cosa. Comunque speriamo che questo video vi sia stato, diciamo, utile per capire un po' di cose, perché comunque non ci capite niente sta cosa di Carolina, non ci capite niente. Non ci capite niente, quindi mo sapete qualcosa in giù, perché molte persone hanno chiesto e noi vi abbiamo risposto, semplicemente. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, non facete dice o mi piace, tanto ogni tanto un panetto o mi piace, mettete un mi piace. Quindi saluta Sara, saluta. Ragazzi, vi saluto con un bacio in fronte e niente, ciao. Non sono brava né a terminare né a aprire il video, sono una pippa. Una buona fine di caffè che ciao, 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 ciao.